Genesi capitolo 8. A fine lo diluvio. Dio posa ricordare Noè e tutte che gli vesti salvatiche e vesti curtigli che stavano insieme con essere in tacca all'arca. Dio mandò un vento forte in coppa a tutta la terra e tutta l'acqua stava sciaina. Tutte sorgive l'abisso, tutte a cataratta, lo cielo fu inserrate e Dio non facette più chiovere in coppa a tutta la terra. E così tutte che l'acqua, piano piano, scomparette una coppa a tutta la faccia della terra, troppi 150 giorni. L'indo settimo mese, o 17 mese, l'arca si posava in coppa ai monti Ararat. E tutti che l'acqua venettero poi a mancare, in 12 mese, e in 12 mese, o primo giorno di mese, a comparettere nata volta, pure tutte le cime dei monti. Noi facette passare ancora una quarantina di giorni, poi rapette una finestra che essa aveva fatta in dall'arca, e mannai fuori una curva, per vedere se tutta l'acqua fosse scomparute a coppa a tutta la terra. Chi sta scelta e tornai quando tutte che l'acqua si erano asciuttate, coppa tutta la terra. Noi poi facette uscire fuori un palume per vedere se l'acqua si fosse asciuttata in coppa la terra. Chi lo palume invece, non trovando dopo usare, o per suoi, tornai nata volta in dall'arca, perché non c'era ancora parecchia acqua in coppa a tutta la terra. Noi stennette a mano soi, l'afferraio facette trasinata volta in dall'arca, vicino a essa. Aspettai di 7 giorni, poi facette uscire fuori nata volta chi lo palume, a inda che l'arca. E il palume tornai innanzi a essa, quando scurai notte, e in da bocca soi tenevano cimentelle a olive. A così noi capette che tutta l'acqua era scomparute a coppa tutta la terra. Aspettai ancora di 7 giorni, poi lasciai ascinata volta chi lo palume, che non tornai più in dall'arca soia. L'anno 601 era vita Noè, o primo mese, o primo giorno del mese, tutta l'acqua si era asciutata a coppa a tutta la terra. Noè danno scummiai l'arca e vedette che tutta la terra era diventata asciutta. In 2 secondi mese, o 27 mese, tutta la terra si era asciuttata. Dio danno ricetta a Noè. Mo esci in dall'arca, tu, moglie dei figli tuoi e moglie dei figli tuoi, che stanno insieme con te, e fasci per tutte quelle bestie, e ogni specie che stanno insieme con te. L'auciello, lo stiam e tutti quelli che serpene per terra, perché si spannessero in coppa a terra e si aggrannessero in coppa a terra. Un ringraziamento a Dio e Noè. Noè accetta insieme con i figli suoi, con la moglie sua e con la moglie dei figli suoi, tutte le vesti, tutto vestiamo, tutte l'auciello e tutte quelle vesti che serpene in coppa a terra, secondo gli animali loro, accettano pure loro in che l'arca. E tanto Noè costruito un ardare innanzi al Signore. Piai ogni sciorta e vesti, pulite e auciello, e facette un sacrificio innanzi a Dio, in coppa a che l'ardare. O Signore snette o profumo che l'anferte, e ricette. Non maledice il raggio più a terra per bie l'uomo, perché il cuore dell'uomo è portato a fare sempre cose infame, e quando ancora non hai un cielo. Non cui raggi più ogni cosa che cambia in coppa a terra come ha già fatto mo'. Sino a quando ci starà a terra, ci saranno pure a semente a raccogliere, o fredde o cavere, a stagione e a vernata, o giorno e a notte.